Conferenza stampa stamani del procuratore di Agrigento, dottor Patronaggio, con la sostituta Alessandra Russo, il comandante dei Carabinieri di Agrigento Pellegrino e quelli della Guardia Costiera, per spiegare le ragioni del sequestro dell'impianto di depurazione dell'isola di Lampedusa, da quando il vecchio depuratore non era più in funzione, i liquami sversavano direttamente a mare, ha dichiarato il procuratore. C'è un appalto per la costruzione di un nuovo depuratore di circa 8 milioni, ma questo appalto si è fermato e non è più operativo. Abbiamo una situazione grave, tanto grave che l'acqua ha rilevato dei batteri fecali nella zona antistante di Cavallo Bianco, dove c'è la porta di Europa e dove è ubicato il depuratore, con una concentrazione che supera di 10.000 volte il livello previsto dalla normativa. Questo dato grave ci ha indotto a intervenire sequestrando l'impianto, le vasche e tutto il sito, e si era nel frattempo installato un improvvisato pennello a mare di circa 50 metri, ma assolutamente inadeguato, illegittimo e pericoloso per la salute. Per tale comportamento sono stati inviati 13 avvisi di garanzia, tra cui ai sindaci Nicolini e Martello, ha dichiarato Patronaggio, alle varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo e ai tecnici comunali, in quanto riteniamo ci siano state omissioni penalmente rilevanti senza in ogni caso la dovuta attenzione. Ipotizzato il reato di inquinamento ambientale, distruzione e deterioramento di un habitat protetto, reati contro la pubblica amministrazione, omissione di atti d'ufficio, ma altri ne stanno venendo a galla come truffe, falsità, illeciti vari e che ancora sono oggetto di approfondimenti molto complessi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo speciale anticrimine per la tutela della natura, di concerto con i carabinieri dell'isola, del comando provinciale, con le sezioni di polizia giudiziaria della procura e della Guardia Costiera. Noi è dal 2015 che attenzioniamo la situazione di Lampedusa, perché dal 2012 il vecchio depuratore non funziona più. È una situazione che nel tempo si è sempre più aggravata, le opere che dovevano essere effettuate non sono state effettuate, oggi abbiamo una situazione di estrema gravità. È stato detto che i limiti di batteri fecali presenti in acqua sono 10.000 volte superiori a quelli previsti dalle tabelle, e questo è un dato che ci ha chiaramente imposto ad agire con un sequestro preventivo. Abbiamo dovuto necessariamente inviare informazioni di garanzia a tutti gli amministratori che si sono succeduti dal 2012 a oggi, proprio perché vogliamo capire se ci sono state omissioni penalmente rilevanti. Le indagini sono tuttora in corso, non escludiamo l'esistenza di reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, inadempienza nelle pubbliche forniture, perché questo appalto si è protratto per più tempo ed ancora non è stato chiuso, anzi ci risulta nel momento dell'accesso la ditta non era presente sui luoghi, per cui dico è una situazione grave che stiamo attenzionando. Devo dire pure che è nostra preoccupazione far funzionare la stagione estiva, per cui abbiamo impartito al Comune delle direttive che, se verranno rispettate, probabilmente riusciranno a contenere l'inquinamento idrico ambientale, altrimenti poi si procederà con un amministratore giudiziario e con un controllo giudiziario dell'impianto. Il Comune di Lampedusa ha beneficiato di finanziamenti che sono previsti per la particolarità, per l'insularità, per la situazione drammatica che vive l'isola, ma evidentemente qualcosa si è inceppato, qualcosa non è andata per il verso giusto. Quindi non funzionava completamente? Assolutamente non funzionava, venivano utilizzate impropriamente le vasche del vecchio e del nuovo. È un tubo, una sorta di collettore di pennello a mare assolutamente insufficiente, perché di 50 metri nelle fotografie si vede come spande in acqua questi rifiuti melmosi, è assolutamente insufficiente. Quindi è una gestione autonoma comunque, non c'entra nulla con la gestione provinciale di Gentile? No, sono due gestioni completamente diverse.